Il tempio dista un paio di centinaia di metri, con un po' di trekking, ma niente di impegnativo, si ci arriva facilmente. Ai tempi della costruzione del tempio, questo posto doveva essere una foresta meravigliosa. Si inizia a vedere il tempio. Era situato in una bella vallata. Sotto la gradinata di accesso al tempio romano sono presenti i resti del precedente tempio cartaginese, completato alla fine del V secolo a.C. e dedicato al dio Sidi Adir, continuazione del precedente culto nuragico tributato al dio delle acque e della vegetazione. Antas vuol dire porta, porta d'ingresso. Questi resti appartengono sempre al tempio. Questo è il resto di una colonna di quello che rimane del tempio. Il tempio Antas è l'unico esistente in tutta la Sardegna. Ci stiamo avvicinando sempre di più al tempio. Al lato del tempio vi sono anche delle tombe dei giganti che si possono vedere. Questo è quello che rimane delle tombe dei giganti. Come si può notare, le tombe erano costruite proprio vicino, diciamo, ai piedi del tempio.
Questa illustrazione che vediamo è lo stato com'era quando è stato costruito. L'hanno liberata dagli alberi e l'hanno ricomposta. Guarda, vedi sì. com'era. 1838. Questo piccolo tempio venne scoperto nel 1838 dal generale Alberto La Marmora e assunse la forma attuale dopo la ricostruzione avvenuta nel 1967. Il generale, non potendo effettuare scavi al tempio per mancanza di mezzi e uomini in loco, incaricò Gaetano Cima, architetto di Cagliari,